Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 9:24 di oggi dalla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia nel distretto sismico delle Alpi Giulie. L'epicentro è in Slovenia, a 5 km a est di Šlap ob Idrici, nella zona di Tolmino, a una profondità di 6,9 km, ma il sisma è stato avvertito anche in Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, nelle zone di Udine e Trieste. Il comune italiano più vicino alla zona dell'epicentro è Drenchia, in provincia di Udine. Nessun danno a cose e persone. La parola all'esperto. Sì, stamattina si è verificato un evento di magnitudo 3.6 nella zona di Mosna Soce, a circa 25 km a nord-est di Gorizia. Un evento che fa parte dell'attività sismica di fondo. L'area in questione è stata fino adesso sempre interessata da debole sismicità, pochi eventi. La mia mente va indietro all'86 per ricordare un terremoto di magnitudo analoga, perché era un terremoto di magnitudo 3.3-3.4. Senta, da profano possiamo dire normale attività sismica? Diciamo in terminologia scientifica si dice attività sismica di fondo. Si dice le bizze del tempo, ore 20:15 circa di ieri sera. Un violento fortunale si è abbattuto su Udine e la pedemontana orientale del Friuli, per fortuna senza causare danni. Nuvoloni neri in pochi minuti hanno oscurato la città e il suo hinterland. Acqua e vento hanno fatto il resto. Tuoni, lampi e fulmini hanno accompagnato in alternanza le momentanee schiarite la nottata. Come detto, seppur minaccioso, l'ondata di maltempo non ha lasciato strascichi rispetto al fenomeno meteorologico di martedì, con la grandine che ha colpito la bassa friulana e l'Isontino e una tromba d'aria alla zona di Bagnari Arsa. Disagi segnalati alla circolazione stradale, con strade rese in pochi minuti al limite della sicurezza per il vento mixato alle abbondanti precipitazioni. In mattinata il sole ha fatto da capolino, situazione che si è evoluta in negativo verso le 13, con il ritorno della pioggia, breve ma di forte intensità. Riforma sanitaria, al momento attuale cosa avete visto della riforma oltre alle linee guida? Siamo ancora a un documento che si intitola Introduzione alla riforma del sistema sanitario, un documento di cui apprezziamo l'impianto, i principi generali, ma che essendo assolutamente generico ci legittima ad avere un sacco di perplessità. Nonostante le proteste da parte del territorio, in particolar modo ad esempio la Tisana Gorizia, sono previsti i tagli dei punti nascita? Diciamo che nel documento è specificato alla fine un cronoprogramma e fra gli step previsti c'è anche chiusura dei punti nascita e delle pediatrie fuori standard, diciamo, quindi quelle che non garantiscono la sicurezza per i pazienti. Il vero problema che si pone per il personale è il blocco del turnover. Lì si può fare qualcosa? E questo è un grosso problema, è un problema grosso perché ricordiamo che oltre il blocco del turnover abbiamo anche
per effetto di una modifica del sistema del calcolo del costo del personale, perso 94 posti entro il 31 dicembre, posti di lavoro di precari non rinnovati, e tra il 1° gennaio e il 31 marzo sono andati in pensione, insomma abbiamo perso altri 100 posti. Quindi se a questo sommiamo anche tutto il progresso già messo in atto da Tondo, il personale sicuramente fino ad ora è quello che ha subito gli effetti del taglio proprio sulla loro pelle, e di conseguenza chiaramente la paura è che questo venga riflesso ovviamente sui servizi. Per questo noi abbiamo anche sollecitato la Giunta ad andare avanti con le riforme. Bisogna riorganizzare per liberare risorse umane. Cosa succederà in questa settimana friulana, vicario? Cosa succede? Che cosa avremo insomma sul piatto dei tavoli e anche appunto nel nostro territorio? Allora, durante la settimana della cultura friulana abbiamo deciso di avviare una collaborazione con moltissime istituzioni culturali, con molte associazioni della nostra regione, sono più di 50. Faremo 25 manifestazioni in 25 comuni che riguardano l'arte, la cultura, la storia, la lingua, la letteratura, l'ambiente e il territorio friulano. Avremo la collaborazione di moltissimi esperti, moltissimi amici, tutti quanti comuni interessati naturalmente, proprio per dare un nuovo motivo, dare nuove ragioni a quella che è la specialità, a quella che è l'identità, a quello che è il senso della comunità friulana in modo pieno. Quindi cercheremo di rappresentare quella che è la vitalità della cultura friulana nelle sue diverse espressioni in moltissimi eventi sul territorio. La friulanità, ecco, sul territorio, diceva giustamente, di tutte e 4 le province? C'è la friulanità appunto Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine? Ecco, questa qui è una piccola sorpresa, ci sono 4 province, quella di Pordenone, di Udine, di Gorizia e di Treviso, quindi non quella di Trieste ma quella di Treviso. Adesso spiego, faremo anche un convegno nella città di Treviso, grazie al Comune e alla provincia, sui rapporti storico-culturali che hanno legato da sempre la marca trevigiana con la parte del Friuli, perché moltissimi sono stati gli scambi per la committenza artistica, piuttosto che per gli statuti comunali, piuttosto che per altre cose, quindi abbiamo pensato di localizzare uno di questi eventi della settimana delle culture friulane anche a Treviso. Va Villot portate dal Vint, va Villotta canto popolare danza e quant'altro portata dal vento. Ecco, una volontà di portare sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine 30 prossimo. Ecco, questa commedia che parla di immigrazione, che parla d'amore. L'idea come vi è venuta effettivamente? L'idea è nata quando è stato riscoperto questo manoscritto che era già stato stampato dall'Ente Friuli nel mondo, ma ci si è resi conto subito che ci voleva moltissimo per crearla, ci voleva un grande teatro come Giovanni. Perché poi ci sono ben 200 persone che bene o male girano. Esattamente, quindi ci vuole veramente un Giovanni da Udine, un grande teatro, perché ci sono dei balli, ci sono tanti cantanti, è molto vario e quindi ha bisogno veramente dei grandi spazi che solo il teatro può dare. Ecco, quindi qui si riscopre il Friuli e l'emigrazione, dicevo inizialmente, in Argentina, verso l'Argentina, un ponte ideale insomma anche. Idealissimo, un ponte che Kubik stesso ha fatto, perché lui stesso è andato in Argentina e lui stesso ha creato in Argentina della musica mista, perché lui stesso è andato a cercare in Argentina la musica popolare argentina, come ha fatto qui in Friuli. Quindi ne esce un quadro quindi a questo punto della nostra immigrazione e dell'amore genuino, come tu mi dicevi prima. Assolutamente puro, io parlerei di amore puro verso la donna, ma verso anche la madrepatria, che per un friulano è il Friuli, ovviamente è più importante quello. Anche la lingua è fondamentale. La lingua verrà tutto fatto in friulano, ci saranno dei testi in spagnolo o italiano, ma è pochissimo, il resto è tutto veramente friulano.
Venerdì 30 maggio alle 17, in sala incontri del Parco Rurale Alture di Polazzo, si svolgerà una conferenza per capire il ruolo del corpo volontario delle guardie ambientali e come un cittadino possa partecipare all'attività di monitoraggio e di controllo ambientale. L'incontro è organizzato dallo stesso corpo volontario, l'ente che tutela gli animali e controlla il territorio al fine di prevenire abbandoni dei rifiuti e reati di maltrattamento sugli animali, con la collaborazione del Parco Rurale Alture di Polazzo e la provincia di Gorizia. All'evento interverranno il vice comandante nazionale del Corpo di Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, Aldo Dinallo, il vice dirigente regionale del Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, Roberto Raza, l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito e la vicepresidente della provincia di Gorizia, Mara Scernic. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.